Nelle mie visite durante l'Erasmus Plus ho potuto visitare varie università, vari istituti superiori e confrontarmi con i miei omologhi e portare quindi questa esperienza direttamente sui ragazzi, al quali ho consigliato di partecipare a loro volta all'Erasmus in modo tale da poter avere questo interscambio e dare la possibilità anche a loro di avere le mie stesse esperienze. L'esperienza più importante e che mi ha maggiormente colpito è stata durante l'Erasmus di 2 anni fa in Austria, a Steyr, dove ho potuto visitare la fabbrica motori BMW, dove costruiscono i motori diesel a 3, 4 e 6 cilindri per tutto il gruppo BMW Volkswagen. Ho avuto la possibilità di vedere sia le attrezzature usate negli altri istituti, sia di potermi confrontare con i miei colleghi al fine di portare nuove metodologie di insegnamento anche presso l'ITS Meccatronico e anche la possibilità di poter dotare l'ITS Meccatronico di strumentazioni innovative. Da docente ITS ho vissuto una grande esperienza con l'Erasmus, è stata la mia prima esperienza. Siamo andati a Bristol nel 2019 e devo dire che sono stato entusiasta, veramente entusiasta. Erasmus, Europa, ne parlo nella mia unità formativa, io tratto direttiva macchine, quindi con i ragazzi dedichiamo molto spazio alla conoscenza delle istituzioni europee, quindi le leggi europee, le normative, il libero mercato, la sorveglianza del mercato e così via. Poter mettere piedi in Europa, ovviamente come docente ITS, aveva un significato diverso. E vorrei proprio racchiudere come acronimo questa E di Europa, Erasmus, esperienza. Questa è la cosa che mi sta a cuore, perché è stata un'esperienza che ho avuto la possibilità poi di condividere con i ragazzi in classe. È un'esperienza che mi ha fatto conoscere nuovi docenti di altre sedi, è stata un'esperienza di relazioni e di persone, sia nel mondo accademico, con le università. Ricordo in particolare, ad esempio, il centro di ricerca nazionale sui materiali compositi e lì siamo andati proprio a diretto contatto con i tecnici, con i professori e con i docenti che ci hanno accompagnati a vedere proprio con molta disponibilità. Il professionista che racconta praticamente il suo lavoro, la sua passione, e la passione si vedeva. L'abbiamo vista nei ragazzi, anche all'Università di Bristol, il laboratorio di razzi o il laboratorio di droni, dove i ragazzi si sono fermati alla nostra visita, ci hanno mostrato appunto com'è il loro piano di studi, ci hanno mostrato dei modelli e laboratori che sono molto simili ai nostri laboratori e ai laboratori, diciamo, delle realtà produttive che conosciamo. Quindi mani in pasta e sempre sul pezzo. L'esperienza Erasmus non è un'esperienza, diciamo, è nuova nel suo genere, nel contesto, però da sempre sappiamo che artisti, industriali, pittori, architetti, ingegneri, qualsiasi, diciamo, professione, per completare la propria formazione sicuramente ha girato l'Europa, no? Lo racconta la storia, e se penso anche ad Alessandro Rossi, praticamente il fondatore dell'Istituto Rossi, dove ha la sede, diciamo, del Meccatronico Veneto, e lui stesso è stato invitato dal padre a girare l'Europa per poi portare a casa tutte le conoscenze e le esperienze viste nel settore, ad esempio, manifatturiero, da applicare nel settore manifatturiero. E quindi parlare di Europa è veramente parlare di un'esperienza significativa, e questa esperienza ho ritenuto importante raccontarla ai ragazzi. Ok, quindi trasferirla ai ragazzi tramite la piccola testimonianza, che però fa sempre, diciamo, la testimonianza è veritiera. L'ITS Meccatronico Veneto organizza le sue attività di mobilità all'estero attraverso bandi. Quindi facciamo un bando ogni anno per docenti e personale di staff e un bando invece rivolto agli studenti. Il periodo di mobilità degli studenti è nell'estate fra il primo e il secondo anno, sono 2 mesi presso aziende che
che operano appunto nell'Unione Europea. Per quanto riguarda i docenti e personale di staff, la scelta delle destinazioni avviene sulla base di 2 elementi principalmente. Una è la presenza in queste sedi di scuole che siano allo stesso livello EQF del sistema ITS italiano, cioè il 5° livello EQF, ma andiamo a cercare anche aziende particolarmente significative da un punto di vista di produzione o di organizzazione interna, che quindi possono essere oggetto di visite interessanti per il nostro personale. Per quanto riguarda invece gli studenti, i tirocini sono tirocini professionalizzanti di 2 mesi, in genere dalla seconda metà di agosto alla seconda metà di ottobre, nell'estate tra il primo e il secondo anno dei nostri corsi, e la destinazione dei ragazzi è fondamentalmente il mondo aziendale dell'Unione Europea. Molto spesso per questi ragazzi si tratta della prima esperienza in assoluto lontano da casa, quindi in genere cerchiamo di prepararli prima che partano, magari li incontriamo, gli spieghiamo quale sarà il paese dove andranno, li invitiamo a informarsi anche tramite internet sulle sedi aziendali dove andranno e cerchiamo quindi di prepararli proprio da un punto di vista, diciamo, di skills trasversali a stare 2 mesi lontano da casa, dovendosi organizzare. Molto spesso alcuni di questi sono anche in 3-4 in un appartamento, quindi devono imparare anche a organizzare la produzione domestica, diciamo così. L'esperienza Erasmus è fondamentale per l'ITS Academy Meccatronico Veneto. È fondamentale perché riesce a far compiere ai nostri studenti delle esperienze che poi rimangono nella loro formazione. Sono veramente importanti sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista del lavoro. È chiaro che un ragazzo si mette in gioco in queste esperienze e quindi poi quando torna mette a frutto tutto quello che ha imparato sia nel corso sia poi nel lavoro che andrà a svolgere. Per quello che riguarda poi la possibilità di avere una mobilità Erasmus per lo staff, è chiaro che questo allarga l'orizzonte dei nostri professionisti. I professionisti possono vedere cosa succede all'estero, possono far tesoro delle esperienze, possono riportare nelle progettazioni e nello svolgimento dei corsi quanto hanno imparato dall'esperienza che hanno visto all'estero. Questo è un aspetto molto importante. Fin dall'inizio l'ITS è nato con la collaborazione con altre realtà formative europee ed è in continuo contatto con queste realtà per uno sviluppo che non è fossilizzato nel ripetere le stesse cose, ma cerca di seguire l'andamento della richiesta sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista formativo. Ho partecipato fin dall'inizio a delle esperienze di mobilità all'estero Erasmus e ho ricavato veramente degli spunti interessanti da applicare alla realtà nostra, alla realtà italiana. Sia vedendo delle realtà industriali molto interessanti, cito solo tra queste la Volvo in Svezia o degli stabilimenti della BMW in Austria o della Salvagnini in Austria, quindi con l'acquisizione di tecnologie che difficilmente in Italia si possono vedere e sia dal punto di vista poi dell'organizzazione e della gestione di un ente di formazione che nelle varie realtà estere ha delle peculiarità diverse che possono essere in qualche modo applicate anche in Italia. Questo dà modo appunto di continuare a mettersi in discussione e di riuscire a far evolvere il sistema formativo. Una cosa che mi ha molto colpito durante l'Erasmus a Bristol è stata la visita al Museo dell'Aria, dove oltre a vari
tipologie di aeromobili, abbiamo potuto toccare con mano e visitare anche all'interno il famoso Concorde. G-Boaf, l'ho baciato, l'ho baciato. Mi è capitato per esempio una volta un ragazzo che aveva mal di denti, allora mi ha telefonato e mi ha chiesto cosa devo fare. Ecco, gli abbiamo ricordato che la tessera sanitaria ha valore in tutta Europa e quindi magari chiedendo anche un supporto all'azienda dov'era, che vedesse di attivarsi per andare a cercare un ospedale, una clinica o un dentista dove risolvere questo suo problema. Io dico sempre ai ragazzi, guardate che non siete tecnici superiori italiani, ma siete tecnici superiori europei. Dovete avere una visione europea perché sarà il mondo in cui voi andrete ad operare, probabilmente anche a vivere, ma sicuramente a vivere la vostra esperienza professionale. Pensate Europa.